Cari telespettatori, rieccoci insieme venerdì e quindi i nostri amici dello SPCGL sono con noi in studio per fare degli approfondimenti. Questa settimana parleremo degli anziani in modo particolare, ma di quegli anziani che sono soli. Sono dei numeri molto importanti, vuol dire che c'è una percentuale molto alta di anziani che per scelta, per vicissitudine delle varie situazioni, per motivazioni varie si trovano a vivere questa fase delicata della proprietà in autonomia. Ci sono gli anziani soli autosufficienti, poi c'è il problema degli anziani invece non autosufficienti, quindi come si va avanti con l'età e le conseguenze che ne derivano. Questo sarà un capitolo molto importante per capire a livello regionale cosa è stato fatto, se ci sono delle normative, eccetera, le strutture che cosa offrono, insomma ce n'è un po' da analizzare, poi a livello naturalmente nazionale, anche in proiezione cosa il sindacato si auspica. L'altro capitolo invece è quello dell'antimafia e quindi la legalità, giornata della legalità che è stata celebrata a suo tempo, però le tante iniziative che poi con l'estate si aprono per i campi estivi che sono aperti ai giovani sono delle bellissime esperienze, ce ne sono anche molti, ma delle novità anche molto interessanti che sono emerse anche molto di recente. Qui con noi Rosanna Bettella, segretaria regionale dello SPCGL, grazie di essere qui con noi, e Danilo Toccane, segretario regionale SPCGL, Buongiorno. Per affrontare le questioni. Allora, siamo supportati anche dalle slide, quindi io direi di incominciare la nostra chiacchierata proprio con la prima slide che possiamo mettere in onda e anche così vi diamo il tempo di poterla leggere, perché sappiamo che tutti voi che non siete magari giovani, eccola qua, dite tenete le slide più a lungo altrimenti non riusciamo a leggere, eccola, noi intanto la mettiamo e la teniamo. Prego Rosanna, numeri importanti. Numeri molto importanti, diciamo che gli anziani soli in Veneto, dalle indagini insomma, fatte presso le anagrafi dei comuni, sono poco meno di 1.100.000 persone e quasi un quarto della popolazione totale, quindi davvero un bel numero. Diciamo che 2 anziani su 5 sono anziani soli. Quindi gli over 65 abbiamo detto 1.100.000, ma quelli da soli sono davvero un bel numero. Qui abbiamo uno spaccato, 2 su 3 è esatto. uno spaccato, naturalmente le cause sono diverse e la percentuale più alta delle persone sole sono quelle vedove o vedovi, naturalmente perché sono meno, purtroppo, 20% solo i celibi o nubili e solo il 5% i divorziati, anche se su questo dato ultimo divorziati sempre di più assistiamo a separazioni e divorzi proprio nella quarta età. Ecco, quindi vedremo salire negli anni anche molto probabilmente questa percentuale. Beh, vuol dire intanto che sono persone autonome comunque che sì, allora, dicono almeno l'ultima fase di vita me la voglio passare in modo sereno. E di solito la scelta viene fatta soprattutto dalle donne, no? Che hanno lavorato tutta una vita con il lavoro di cura e magari il lavoro extrafamiliare e quindi quando veramente i figli sono fuori, i nipoti cresciuti, prendono questa decisione. Non è appunto un fatto estemporaneo, ma sta aumentando. Un trend in aumento. Ecco, gli anziani soli sono naturalmente in numero doppio le donne rispetto agli uomini. Abbiamo un'altra slide di supporto, sì. Quindi chiediamo alla regia se ce la metti in onda, eccola qua. Infatti, lo vediamo bene, il 32% circa sono degli over 65 sono uomini soli, no? E ben il 67,7% sono le donne. Questo in Veneto, quindi 285.605 le donne, sono tanti veramente? Sole. Sono tante. Teniamo conto che comunque qua parliamo di over 65, sì. Quindi sono persone over 65 che vivono da soli, no? Sì. Infatti sono in totale 421.694 sul 1.100.000 che abbiamo visto essere gli over 65 e di questi appunto la maggioranza sono donne.
Calcolando che adesso prendete in considerazione l'over 65, tra non molto sarà l'over 70, perché 65 saranno ancora a lavorare. Perché 65 ancora si è al lavoro, no? Esatto, ancora si è al lavoro. Fa quell'immagine, quella bella simpatica vignetta, non risponde al lavoratore. Sì, in effetti ormai parlare dei 65enni è una... Si offendono, no, ma sì, ma poi è un dato che non va al passo coi tempi, no? Col fatto che se uno va in pensione ormai, pensione di vecchiaia a 67, forse bisogna spostare l'asticella, perché comunque diciamo che anche gli anziani sono diversi, no? Rispetto a una volta, gli stili di vita sono cambiati e ci auguriamo che cambino sempre di più e che quindi sempre più a lungo le persone anziane stiano in salute. Assolutamente. Continuiamo a leggere questa slide perché dà uno spaccato anche per territori, e quindi è molto interessante per capire anche come intervenire, dove intervenire e chissà capire come mai ci sono queste situazioni. Allora qua abbiamo segnato i comuni o le zone in ogni provincia dove ci sono maggior numero di anziani soli. Però, come diciamo, in generale gli anziani, il maggior numero di anziani sono nel Bellunese e nel Rodigino. Queste sono le due di montagna dove, che offrono forse meno... O forse perché i giovani vanno via, no? Vanno in Germania a fare i gelatai, no? Molti. E comunque, insomma, la montagna purtroppo offre ancora poco, no? Quando invece potrebbe sfruttare molto, molto meglio le sue ricchezze, anche solo turistiche. E Rodigino è lo stesso, il Polesine, insomma, sappiamo essere una zona in difficoltà, no? Queste zone che non sono per giovani possono offrire una maggior tranquillità per l'anziano, tutto sommato. Sì, forse perché poi si scopre che in queste zone hanno un'età più longeva rispetto... Sì, sono più longevi, forse gli stili di vita più consoni. Sono più consoni, c'è non so, un ambiente più salubre, in montagna senz'altro, no? Forse anche la dieta alimentare è diversa. Ci sono diversi fattori da tenere così. Ecco, brava, hai detto la dieta, adesso mi è venuto in mente, non vi dimentico, ci sono arrivate un paio di mail che ci chiedono, ma chiedete agli esperti dello SPI di consigliare anche gli stili di vita per noi anziani, dieta e quant'altro, quindi sarà la prossima incombenza, che me ne sono ricordata che da un po' di... abbiamo proprio una ricerca su questo tema fatto a livello nazionale, quindi sarà daremo anche consigli a proposito. Portare i dati senz'altro, a parte che insomma solo proprio per dirla in breve, la dieta mediterranea, diciamo, no, che caratterizza il nostro paese è comunque una dieta che aiuta. No, ma c'era questa mail, era simpaticissima, non menziono chi l'ha mandata perché giustamente non ci autorizzano. Adesso con la privacy bisogna stare attentissimi, però il contenuto si può dire. Questo signore anziano che dice che lui è ben contento di essere anziano con la moglie eccetera, però e la moglie ascolta, vi segue sempre fedelmente ogni venerdì, appunta, e quindi segue i vostri consigli, suggerimenti, ha fatto controllare la pensione, insomma bravissimi. Se non che dice suggerimenti, mi condisce tutto con tantissimo olio d'oliva perché fa bene, tutte porzioni abbondanti, io ho il colesterolo tanto alto, insomma bisogna che in qualche modo voi che siete autorevoli diate dei suggerimenti anche perché è dieta mediterranea l'olio d'oliva, ma se uno ne mette mezzo litro giustamente ammazza il marito, quindi ci sono dei dubbi, però è simpatico. Quindi dovremmo anche dare esattamente le misure, esatto, diceva ci sono dei consigli che vengono seguiti molto perché poi se uno vede che ha dei risultati, date consigli anche sullo stile di vita, cosa fare, come comportarsi. E giustamente può essere anche con un esperto, un'esperta affrontare nei prossimi capitoli. Ho risposto a queste un paio di mail, tra l'altro simpaticissime, saluto chi si riconosce in queste. Comunque torniamo sulla nostra slide. Vediamo, abbiamo visto quello spaccato di Belluno e di Rovigo, però c'era anche Padova. Sì, no, infatti, poi però per ogni provincia sappiamo anche qual è il comune che ha la percentuale più alta di ultra 65 anni. Allora, per esempio nel Bellunese vediamo Zoppè di Cadore, che è una piccola località. A Rovigo c'è Papozze, il comune di Papozze, a Caltrano è nel Vicentino, è il comune con
Poi c'è il Lido di Venezia maggiore, e Pellestrina. Venezia, Lido e Pellestrina. Tra l'altro invece a Burano, Murano, c'è una percentuale di anzianissime che tra l'altro lavorano ancora in merletto, over quasi centenari se non di più, che secondo me sbaraglia le previsioni. E per esempio a Padova, nel Padovano, è Padova Centro. È proprio in città, Padova Centro, la percentuale più alta di anziani. E Padova Sud-Ovest? E Sud-Ovest, che sarebbe, non so, area Colli, zona, quella parte là. Comunque sempre comune di Padova. Sì, provincia di Padova, diciamo, no? E poi Vittorio Veneto, che è un bel comune comunque. E Verona è il comune di Brenzone. Questi sono i comuni dove c'è la più alta percentuale di ultra 65 anni. Ecco, dopo sarebbe interessante anche indagare di che cosa avrebbero bisogno questi ultra 65 anni di queste zone. Certamente, perché poi ogni territorio ha le sue caratteristiche, ha anche i suoi servizi, esatto. Se sono presenti oppure no, perché poi dipendono dalla grandezza del comune, quindi dalle risorse che il comune ha a disposizione per erogare servizi, per implementare quelli che già ci sono, no? Per rispondere adeguatamente ai bisogni che la popolazione esprime. E quindi, non so, un comune piccolo fa più fatica, no? a dare certe risposte, soprattutto in presenza di cronicità o non autosufficienza. Il comune grande, i comuni capoluogo hanno molte più risorse e quindi c'è anche una maggior facilità insomma, no? di usufruire di servizi adeguati, penso soltanto all'assistenza domiciliare e quant'altro, insomma, ecco. Però noi adesso stiamo parlando volevamo concentrare l'attenzione sugli anziani soli, no? Quelli che vivono da soli e che per la maggior parte, soprattutto nei centri più grandi, nelle città capoluogo, magari vivono in abitazioni grandi, perché erano quando c'era la famiglia, no? Quando c'erano i figli, a volte anche non più in buone condizioni e magari situati anche in piani alti e quindi con difficoltà di mobilità. Man mano che uno invecchia, insomma, è sempre più faticoso fare le scale, anche se per certi aspetti può anche far bene, no? Da un punto di vista motorio, però insomma poi dipende dalle condizioni. E allora noi abbiamo tutta una Danilo, se vuole tanto leggere il messaggio, così dopo intanto in camera informazioni, bisogna avere fiducia nel cambiamento di governo, tanto peggio di così come potrebbe essere. Dopo commentiamo anche i messaggi politici, l'incombenza la diamo a lui. Cominciamo, d'altra parte oggi è una giornata day after, per cui vediamo troppo vicina alla proclamazione di questo nuovo governo. E vabbè, comunque insomma anziani soli, quindi che ormai rappresentano il quarto della popolazione, bisogna che qualsiasi amministrazione, no? Che lo Stato, il governo e anche le amministrazioni comunali pensino davvero a dare delle risposte concrete, no? Ad affrontare tematiche che vediamo anche leggendo solo sulla cronaca locale, che a volte avvengono. Proprio recentemente cos'era una persona qua a Padova che è mancata, è morta, è rimasta, si sono accorti dopo una settimana. In questo caso era un malato di cuore in attesa di trapianto, però come dire, si fa molta fatica anche a creare quel clima di solidarietà, no? fra vicini, che tengano un po' sotto controllo queste situazioni, no? Che ci si dia una mano fra vicinato per non appunto trovarsi in queste situazioni. Ecco, noi pensiamo che sarebbe necessario, per esempio, soprattutto nelle strutture residenziali pubbliche, quindi nelle case popolari e quant'altro, adeguarle all'invecchiamento della popolazione, no? Adeguare le abitazioni alle esigenze, alle condizioni degli anziani, mettere gli ascensori. Noi abbiamo le case, soprattutto quelle, il cosiddetto piano Fanfani degli anni 60, che sono state fatte, sono state proprio sorti più in altezza, no? Che
quindi anche con 6-7 piani che non hanno l'ascensore. I medici dicono che però è il segreto di longevità di questi però anziani. 6 piani, se poi uno magari gli viene qualche acciacco... Si fanno le scale... Io devo dirlo anche personalmente, ho una zia che abita in una di queste case, che è venuto un ictus, che però da quale si è ripresa da un punto di vista fisico, però chiaramente non ha più la mobilità e le capacità motorie che aveva prima. 6 piani sono davvero una barriera architettonica notevole. Allora, per esempio, perché non fare come l'Emilia Romagna, che ha messo a disposizione, ha stanziato 2 milioni, mi sembra, di euro, proprio per mettere gli ascensori in tutte le case popolari, per venire incontro a questi anziani, insomma, no? Perché comunque quello che bisogna cercare di fare è che gli anziani restino a casa propria il più a lungo possibile, perché se no li vedi costretti, o sono segregati in casa e non possono più uscire, oppure sono costretti ad andare nelle strutture residenziali, ma è una scelta che va ponderata, che non è facile, insomma, no? Uno sta sempre meglio a casa propria, no? Fra le sue cose, no? Nell'ambiente in cui è vissuto. Ci sono i soliti pro e contro, perché se poi uno è da solo, isolato completamente, non può uscire di casa, nessuno lo va a trovare, che c'è bisogno di vedere. Rispondiamo prima di andare in pubblicità ai 2 messaggi politici, tra virgolette. Come la vedete la situazione voi? Quindi stacchiamo completamente dal capitolo, ma proprio piccola parentesi per... Noi continuiamo a vederla in un modo complicato. Rimaniamo come organizzazioni sindacali preoccupati perché di questa crisi che si è protratta per 90 giorni, 92 giorni, per noi era una crisi e dei tempi incomprensibili, si sono giocate tante partite. Una fra queste partite molto preoccupante è stata quella di un attacco violento al Presidente della Repubblica, che lo ha coinvolto anche personalmente nei suoi affetti, ma che ha coinvolto proprio la più alta carica dell'istituzione nel nostro Paese. Tant'è vero che abbiamo respinto questi attacchi, abbiamo solidarizzato come CGIL CISL-UIL con il Capo dello Stato, avevamo preventivato una manifestazione, programmato una manifestazione per il 9 di giugno prossimo, che in questi momenti abbiamo appreso di essere stata momentaneamente sospesa, però è vero, non è che il quadro volga al positivo. Si è in presenza di un governo. Oggi alle 4 dovrebbero giurare, nasce un governo politico, un governo che è frutto di come si sono pronunciati gli italiani con le elezioni del 4 scorso. Noi questo rispettiamo indubbiamente. C'è però una questione che ci si è giocato sopra. Lei si pensi, è vero, tutta la vicenda del ministro che doveva, è vero, assumere il Ministero dell'Economia, che oggi è arrivato ad assumere il Ministero dei rapporti con l'Europa. Di conseguenza, è vero, sembra quasi una presa in giro. Quello che doveva mettere in discussione l'euro e l'Europa oggi è ministro invece per la riforma dell'Europa, cosa poi tra l'altro che anche noi sosteniamo, perché non è che vada bene così com'è, ma un conto è quello di parlare per esempio di riformare, di rivedere i trattati che esistono a quel livello, altra cosa è invece quella di tentare altre operazioni, è vero, di divisione. Il punto vero... Solo il Capo dello Stato doveva dare un governo esistente, eletto dagli italiani, non può escludere un ministro in base ad un pensiero, se questo non va contro la Costituzione. Quello che ha fatto è pure ingerenza e forzatura dei suoi compiti. Ecco, questa è una parte della discussione che si è sviluppata, ma le ho già detto prima
che un conto per esempio è la discussione, il confronto, è vero. Altro conto è invece arrivare alle minacce personali. Certo, è vero, sì, quella sì. che abbiamo ammassato il Mattarella sbagliato, cioè sono enunciazioni. No, vede, però il problema è che non possiamo sottovalutare questi aspetti, perché sottovalutarli, è vero, va bene, qualche matto che ha fatto queste robe qua. Invece noi siamo per dire piano, è vero, a ognuno il suo compito, a ognuno il suo ruolo. Il punto vero però qual è? È che oggi sorge un governo politico frutto del voto degli italiani. Bene, questo è un aspetto, nessuno vuole mettere in discussione. D'altronde è vero, nell'ambito dei reciproci rapporti, che il Presidente della Repubblica possa dare dei consigli, possa, è vero, dare delle indicazioni, tenendo conto degli equilibri mondiali, europei, certo, oltre che nazionali, io lo trovo logico, lo trovo giusto. Altro conto è stato quello poi dopo di strumentalizzare questi consigli, queste indicazioni, è vero, e di voler ridurre il capo dello Stato come un semplice postino. Ecco, questo è l'accordo, questo è il governo, tu devi semplicemente firmare. Non è così. Questi sono dei politici allo sbaraglio, questo è il problema, tant'è vero che abbiamo rivisto molti passi indietro rispetto a denunciazioni che sia il 5 Stelle sia la Lega avevano fatto, avevano preannunciato. Oggi si è creato un clima diverso, benissimo. Il problema vero però qual è? Il problema vero è che stiamo alle cose. Noi come organizzazioni sindacali sul cosiddetto contratto, sul quale si basa la nascita di questo governo, abbiamo tante cose da ridire e tante riserve. Dopo magari, se abbiamo ancora tempo, ne parliamo ancora di questo. Andiamo in pubblicità, prima leggo il messaggio. Quando un capo dello Stato fa ingerenza non si discute, indicazioni non sono imposizioni. Benissimo, pubblicità, poi torniamo ancora insieme.